Noi continuiamo a chiedere sempre la garanzia per 8.000 lavoratori, solo 3.300 e 400 saranno ancora agganciati e assunti in realtà negli enti, ma non tutti quelli assunti realmente stanno lavorando, o sono sospesi o in cassa integrazione o senza stipendio perché in attesa di bando. Quindi è una richiesta che deve essere unica, comunque per tutti, non facciamo distinzione di filiere. Sosteniamo che i nuovi bandi, secondo gli assessorati, dovevano servire per recuperare almeno 4.000 assunzioni, in realtà non riassumono, non danno nessun obbligo di riassunzione di questo personale. Danno solo delle premialità e questo ci comporta che gli enti, pur di risparmiare, di rientrare nelle somme previste dalla Regione, assumeranno o stanno già assumendo personale fuori dall'albo con contratti non regolari e quindi è pochissima gente. Per cui, facendo i nostri conti, se al massimo verranno richiamate un migliaio di persone, assai fra quelli licenziati. Siamo altri 3.500, 3.600, siamo veramente tanti licenziati e non c'è nessuna garanzia, cioè non si vede, non si discute la riforma perché si è fermi ancora all'articolo 4 della legge. L'assessore, ora facciamo il tavolo di crisi nazionale. In realtà, i lavoratori sono da 6 a 24 mesi in attesa di stipendi passati, un anno di cassa integrazione ancora non ricevuta. Io lo definisco un'istigazione al suicidio del personale della formazione professionale e quindi un articolo del codice penale dove possono essere denunciati alcune cose. Non è sostenibile questa vita, quindi i Cobas continuano a dire: sediamoci, discutiamo, ma un tavolo che diventi permanente, non una presa in giro. Non vogliamo sentirci dire ora sistemiamo, ora apriamo, ora ci sarà il tavolo. Non è importante quello. Noi siamo disponibili ad andare a Palermo, a restare a Palermo, ma per un tavolo permanente di crisi che deve trovare, come è stato per i forestali, come è stato per le altre categorie dove si è discusso e dove forse c'è una maggiore capacità di incidere all'interno della Regione, ma riteniamo che sia una cosa fattibile, che si devono stabilire regole certe partendo da quelle che sono le leggi regionali, le circolari regionali, quindi albo è regionale, mobilità orizzontale è una circolare regionale, la legge 24, la legge 25 e il nostro contratto. Tutte queste cose garantiscono, non abbiamo bisogno di andare a cercare nulla di nuovo, già questo può aiutare. Riteniamo che dobbiamo continuare a manifestare perché sennò pensano che noi stiamo a casa e abbiamo comunque come vivere. Invece no, molti di noi sono in ASPI concessa, non concessa, ti spetta, non ti spetta. Veramente siamo all'estremo, non si può vivere con 600 euro, non si può vivere, abbiamo figli da mantenere. Non chiediamo di no, chiediamo di lavorare, abbiamo sempre lavorato e possiamo essere inseriti in tutto quello che la Regione prevede, tutto qua.